sta nevicando da 2 ore, ha imbiancato qui parcheggio di Villa Martinelli, a terra c'è la neve e non c'è neanche traccia di sale. Qua se la neve attecchisce diventa una bella lastra di ghiaccio molto insidiosa. Adesso la neve è molto soffice, viene via con niente, però sotto non c'è sale, niente sale. Anche qua si vede la neve che è ancora fresca, viene via con niente. Qua parcheggio di Villa Martinelli, sono le 2 del pomeriggio, sta nevicando da un paio d'ore e a terra non è stato distribuito il sale, niente di niente. Adesso si cammina bene, non si scivola, però se la neve attecchisce dopo saranno cavoli amari, per usare un eufemismo. Ecco, ci giriamo adesso, quella è Villa Martinelli e il parcheggio comincia a imbiancarsi. Ecco, torniamo indietro, qui vedete il marciapiede che porta in borgo Sant'Agnese e lì ci sono le orme, le mie orme che sono passato prima. La neve è ancora fresca, però appunto se verrà via più freddo questa notte qua si creerà una bella lastra di ghiaccio e come l'altra volta non è stato distribuito il sale per terra, quindi situazione molto critica. Ecco qua ancora si cammina abbastanza bene, anche se è scivoloso, un po' scivoloso. Anche qua si è formato uno strato di neve ancora soffice. E qua la situazione non c'è il sale a terra, niente di niente, ed è da 2 ore che sta nevicando.